Buonasera, alle principali notizie. A Catania si ricorda il 25 aprile con un lungo corteo, tanti giovani e famiglie, manifestazioni anche a Palermo e Messina, dove si è rinnovata la pedalata della Resistenza. Femminicidio di Sara Campanella, chiesta la perizia psichiatrica per il suo assassino. Stefano Argentino, il legale, dice delle volte comprende la gravità dell'omicidio, altre non si rende conto. A Roma i volontari della Protezione Civile Siciliana per dare il loro contributo ai funerali di Papa Francesco. A Palermo muore una 37enne dopo un'operazione, medici l'uno contro l'altro per il decesso, si scopre che le cartelle cliniche erano state falsificate. A Ragusa 28 sanitari indagati per la morte di un paziente operato per una malattia gastrointestinale. A 40 giorni dal decesso il corpo è ancora in cella frigorifera in attesa dell'autopsia. Calcio, il Palermo è pronto per il Tour de Force finale ai rosanero domenica a Catanzaro, match chiave in vista dei play-off. Serie C a Potenza, il Catania cerca il miglior piazzamento possibile nella griglia degli spareggi promozione. Buonasera, e dunque anche a Catania si ricorda il 25 aprile con un corteo partito da Piazza Palestro, tanti giovani e famiglie per ricordare di non dare per scontata la nostra libertà. Sentiamo Eva Spampinato. Resistenza, ieri, oggi e sempre. Sono garofani artigianali fatti a mano. Il fiore del partigiano. La prima liberazione della bimba. Slogan, bandiere, garofani rossi e passi convinti hanno ridato fiato alla parola resistenza anche a Catania. Tra famiglie, giovani e volti segnati dal tempo, la città ha scelto di ricordare insieme, partendo da Piazza Palestro, che la libertà non è mai scontata. Bisogna ricordare che ha dato la vita per la nostra libertà, sempre, soprattutto perché il momento è brutto, non dobbiamo dare niente per scontato. Il 25 aprile parla anche delle oppressioni, dei popoli oppressi in generale, oggi più che mai della Palestina. Il corteo del 25 aprile, organizzato dall'ANPI, è partito alle 11 dal Fortino per arrivare in modo composto ma rumoroso fino in piazza Stesicoro e rendere omaggio a partigiane, partigiani e quanti lottarono per la fine del nazifascismo. Ora purtroppo tutto scolorisce, però se non lo facciamo noi che abbiamo appunto questa esperienza, credo che queste cose rischiano di perdersi. I giovani sono la nuova resistenza. L'80° anniversario della liberazione si era aperto a Catania con la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto al Palazzo degli Elefanti. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Manifestazioni anche a Palermo e Messina, dove si è rinnovata la pedalata della Resistenza. Sentiamo Orazio Longo. Da Via Libertà al Teatro Massimo, bandiere, slogan e tanta partecipazione a Palermo per ricordare e raccontare l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il 25 aprile si festeggia al Parco Piersanti Mattarella, il giardino inglese, con la cerimonia ufficiale che ha visto la deposizione delle corone di alloro e dei fiori sulla lapide dei caduti di Cefalonia e sul cippo in memoria di Pompeo Colaianni, comandante Barbato, che contribuì alla liberazione della città di Torino. In testa al corteo uno striscione con la scritta "Partigiani della Costituzione". Celebrazioni misurate, senza eccessi, con qualche strascico per la polemica nei confronti del ministro Musumeci, che aveva raccomandato in concomitanza con la morte di Papa Bergoglio sobrietà nelle manifestazioni. A Messina una delle poche iniziative mantenute è stata la pedalata della Resistenza, organizzata da WISP, ANPI e Messina Ciclabile. Partita da un luogo simbolo, quello della Galleria Santa Marta, utilizzata come rifugio antiaereo durante i bombardamenti, ha ricordato il ruolo delle staffette partigiane durante la Resistenza, quando erano soprattutto le donne a fare da messaggere. Femminicidio di Sara Campanella, chiesta la perizia psichiatrica per il suo assassino, il 27enne di Noto, Stefano Argentino. Sentiamo Orazio Longo.
Più rifletto da solo con me stesso, più arriva una e una sola conclusione: quel giorno ero fuori di testa. Così aveva detto Stefano Argentino, il 27enne siracusano di Noto, reo confesso dell'omicidio di Sara Campanella, la 22enne studentessa universitaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, accoltellata un mese fa per strada a Messina. Parole affidate al legale Giuseppe Cultrera, che ora fa sapere che chiederà una perizia psichiatrica per accertare se il suo cliente fosse capace di intendere e di volere al momento del delitto. Stefano alterna momenti in cui si rende conto della gravità del suo gesto e altri in cui sembra non comprendere, spiega. I familiari del ragazzo giorni fa avevano inviato ai genitori della vittima una lettera di scuse tramite il loro difensore, ma i Campanella si sono rifiutati di leggerne il contenuto, ritenendola tardiva e non sincera. Per i genitori di Stefano Argentino, invece, il tempo trascorso è stato solo un segno di rispetto, dicono. Il 27enne era stato fermato dai carabinieri poche ore dopo il delitto della casa vacanze che la famiglia gestisce a Noto. La madre ha dichiarato ai carabinieri di aver saputo solo dopo tempo cosa il figlio avesse fatto. Nota la posizione del legale della famiglia Campanella, secondo cui il quadro indiziario è delineato, visto che tra le altre cose, dopo il delitto, Argentino ha deliberatamente nascosto l'arma e questo sarebbe un sintomo di lucidità. A Catania, nel quartiere di Librino, la polizia, nel corso di un controllo in una sala giochi di viale Bummacaro, ha scoperto irregolarità nelle licenze per l'utilizzo delle macchine da gioco. All'interno del locale gli agenti hanno trovato 5 postazioni informatiche e 3 totem multimediali con vincite in denaro, sequestrati computer e i 3 totem. Sanzioni al titolare per 100.000 euro e denunciati i clienti. A Roma anche i volontari della Protezione Civile siciliana per dare il loro contributo ai funerali che si svolgeranno domani di Papa Francesco. Sentiamo Lorena Dolci. Sono arrivati ieri mattina in questo campo nell'ex aeroporto di Centocelle a Roma. Anche i volontari siciliani si sono uniti alla grande macchina della Protezione Civile che in questi giorni garantisce che l'omaggio al Papa con un'affluenza record si svolga senza problemi. Una colonna mobile è partita mercoledì sera da Messina con 39 tra uomini e donne e 3 funzionari a bordo di 11 mezzi, tra cui 7 pick-up. L'attività che stiamo svolgendo si divide in 2 parti, una di assistenza alla popolazione lungo i percorsi prestabiliti per i visitatori che vengono a vedere la salma del Papa. Un'altra attività che ci è stata richiesta ieri da Roma Capitale è quella di prelevare delle casse di acqua, bottigliette d'acqua, con i nostri pick-up e portarle nei punti di distribuzione attorno al colonnato di Città del Vaticano. Acqua, assistenza, informazioni, un punto di riferimento per le migliaia di persone che anche oggi, molto ore prima dell'apertura della Basilica di San Pietro, si sono messe in coda. E i nostri volontari sono abituati a dare il meglio di sé proprio in emergenza, quando l'adrenalina ci aiuta a sopportare anche orari abbastanza pesanti. A sfilare per ore una folla immensa ma composta in preghiera. È un pellegrinaggio molto tranquillo che è andato avanti fino ad ora abbastanza lentamente, ovviamente oggi e domani sicuramente si intensificherà molto di più, però è abbastanza ordinato, i percorsi sono in sicurezza. Tutto procede al meglio. Domani alle 10 funerali solenni in piazza San Pietro, quindi il lungo corteo a passo d'uomo lungo le vie di Roma, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione. Sulla lapide solo una parola: Franciscus. A Palermo muore una 37enne dopo un'operazione, medici l'uno contro l'altro. Dopo il decesso si scopre anche che le cartelle cliniche erano state falsificate. Sentiamo Manlio Viola. Morta a 37 anni per un caso di malasanità per una operazione che non si sarebbe dovuta eseguire visto che il tumore che affliggeva quella donna era curabile. La denuncia non viene però dalla famiglia della vittima ma da un medico del reparto ospedaliero nel quale la donna è deceduta. Secondo il medico è stato commesso un errore grave perché l'equipe sapeva che non avrebbe dovuto addormentare la paziente e lo ha fatto lo stesso. La donna da quell'intervento non si è più svegliata ed è morta in seguito alle complicanze post-operatorie. Per queste e altre vicende il medico ha chiesto conto e ragione al primario ed al chirurgo, ha litigato con i colleghi, ma l'unica cosa che ha ottenuto è stato il crescere della tensione e una serie di ritorsioni che definisce mobbing costante. Il sanitario, che ha scelto di rimanere anonimo, ha raccontato la vicenda al deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto la sua testimonianza e ha consegnato tutto alle forze dell'ordine, oltre a scrivere al Ministero della Salute. Lavardera racconta sui social questa vicenda, intervistando il medico che va oltre il singolo caso e narra di un reparto nel quale avvengono cose molto gravi
gravi, parla di operazioni non necessarie, referti omessi, cartelle cliniche falsificate, tutto per aumentare le somme dei rimborsi regionali. E ancora operazioni eseguite in modo scorretto o con inaccettabili ritardi, liste d'attesa bypassate per gli amici, pazienti deceduti dimessi come se avessero scelto di andarsene autonomamente contro il parere medico. Tutto sarebbe provato da conversazioni che il medico avrebbe registrato e da documenti inseriti in una chiavetta consegnata al deputato, che racconta di aver a sua volta fornito copie alle forze dell'ordine, alle quali sono stati dati anche nomi di pazienti, medici e cartelle cliniche. Un altro caso di presunta malasanità, questa volta a Ragusa, dove ci sono 28 sanitari indagati per la morte di un paziente operato per una malattia gastrointestinale. A 40 giorni dal decesso il corpo è ancora in cella, in attesa, e frigorifera, in attesa dell'autopsia. Veronica Barbarino. Il ricovero con una diagnosi di diverticolite, il trasferimento per essere operato, la morte a 39 anni e 28 sanitari indagati a vario titolo per omicidio colposo. Accade a Ragusa, dove a 40 giorni dal decesso il corpo di Giuseppe Guastella si trova ancora nella cella frigorifera dell'ospedale Giovanni Paolo II, in attesa dell'autopsia, compromettendo, secondo il legale dei genitori della vittima, l'esito dell'indagine. I fatti risalgono al febbraio scorso, quando l'uomo, a causa di dolori addominali, si reca al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. Si sospetta una diverticolite e ai primi di marzo viene trasferito all'ospedale di Ragusa, dove viene sottoposto a un intervento chirurgico. Il 12 marzo la situazione precipita e per Giuseppe non c'è più nulla da fare. La famiglia presenta denuncia e il caso finisce sul tavolo della procura. Il tempo passa, ribadisce l'avvocato, e anche se il corpo è custodito in una cella frigorifera, le modifiche strutturali degli organi possono vanificare gli esiti degli studi istologici e compromettere fatalmente l'accertamento delle cause della morte. Sul caso l'ASP di Ragusa non rilascia nessun commento. Una breve pausa, poi ci occuperemo di una primavera che non sarà sicuramente tanto dolce per i palermitani, perché ci saranno dei rincari che riguarderanno l'acqua e la luce. Primavera di aumenti per i palermitani, mentre la terza commissione consiliare congela fino a giugno gli aumenti della tassa dei rifiuti, diventa invece operativo l'aumento delle bollette dell'acqua. Maglio Viola. Stop all'aumento della Tari a Palermo. La delibera della Giunta alla Galla della scorsa settimana, che prevedeva aumenti da 10 a 40 euro a famiglia a seconda delle dimensioni dell'abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare, è stata bocciata dalla terza commissione consiliare. Lo stop, che di fatto congela almeno per il momento gli aumenti, arriva con l'astensione della presidente della commissione Sabrina Figuccia, componente della maggioranza che sostiene il sindaco ed ex assessore della prima giunta dello stesso La Galla. L'intenzione è quella di tentare di coprire il buco da quasi 7 milioni di euro utilizzando il maggiore gettito della tassa di soggiorno. Per farlo ci sarà tempo fino a giugno, visto che il pagamento della prima rata è slittato. Già lo scorso anno gli aumenti dei costi dei rifiuti erano stati coperti con il gettito della tassa di soggiorno. Ora si conta sull'aumento dovuto alla nuova legge regionale sul turismo, che regolamenta nuove strutture prima non inserite. Intanto però aumenta la bolletta dell'acqua in città e nei 60 comuni del lato idrico che si rivolgono ad AMAP. È stato firmato dall'Assemblea territoriale l'aumento del 7% sulla bolletta legato al nuovo piano tariffario. Soldi che saranno utilizzati per cofinanziare le opere previste con il PNRR e pagare le rate di un maxi prestito di 151 milioni di euro ottenuto dall'acquedotto per rifare per intero la rete idrica Colabrodo della città e della provincia. 25 aprile in spiaggia, infatti i litorali sono affollati, ma c'è anche chi cerca anche di visitare i centri storici. Sentiamo Francesco Loi. Ombrellone in mano, pronto a piantarlo. Sì. Per oggi facciamo un sacrificio. Sì, oggi siamo venuti qui, mangiamo a mare, all'aria aperta e ci divertiamo. Spunta il sole, forte e caldo, è il 25 aprile e i siciliani ne approfittano per andare al mare. È una bellissima giornata, c'è tanta gente, la nostra bella Sicilia è sempre piena di sole.
Qui siamo a Siracusa, nella spiaggia dell'Arenella. Già di buon mattino sono arrivati ragazzi e non, per una giornata tutta da vivere nel pieno relax. Stiamo prendendo un po' di sole e ci stiamo rilassando qua fra amici. C'è chi vuole arrivare all'inizio dell'estate, ormai alle porte, già abbronzato, e cerca di prendere tutto il sole che c'è. Appena inizia il primo sole qui di solito scappiamo tutti ad approfittarne, ecco. La temperatura è mite e quindi abbiamo deciso di fare un giorno a mare. E poi ci sono i più coraggiosi. La colonnina di mercurio supera i 20 gradi, ma l'acqua, al di là di ogni percezione, è ancora fredda, per non dire ghiacciata. Molto ghiacciata. E quindi al bagno non si resiste? No, lo facciamo lo stesso. Fredda, è troppo fredda ancora. Chi non va al mare, ma non resta a casa, affolla le vie del centro, da Ortigia a Taormina, da Palermo alla Valle dei Templi. Una giornata di festa dove con parchi e musei aperti si può gustare anche un po' di cultura, in una Sicilia già piena di turisti. Breve pausa e poi il calcio, le sfide di domenica che attendono Palermo con il Catanzaro e il Catania col Potenza. Eccoci al calcio, il Palermo si avvicina alla sfida di domenica a Catanzaro. Dionisi in sala stampa dice: adesso è il momento di essere tutti uniti. Marco Gullà. È arrivato il momento di essere tutti uniti. Il Palermo va supportato. Testo e musica di Alessio Dionisi. Il Palermo tornerà in campo domenica per affrontare il Catanzaro al Ceravolo. Rosanero che riscenderanno in campo esattamente dopo 16 giorni dall'ultimo match giocato a Bari. Il rinvio della gara con la Carrarese ha permesso ai siciliani di mettere dentro più energie in vista della volata finale. 5 partite da domenica fino al 13 maggio per chiudere la regular season. Nel calcio si è pronti a questo, poi almeno c'è par condicio, vale per tutti, quindi non vedo quale sia il problema e potrebbe essere motivo per dimostrare quello che vorremmo dimostrare da un po' e non riusciamo a dimostrare, che abbiamo veramente una rosa completa, perché è difficile che potranno giocare sempre gli stessi in 5 partite così ravvicinate, quindi può essere un valore importante per noi questo, poter far girare gli effettivi della rosa. Ovvio che giocare partite così ravvicinate sarà importante sia la partita che il recupero post partita. Pochi dubbi per Dionisi in vista della partita contro i calabresi. La formazione dovrebbe essere quella che sarebbe dovuta scendere in campo nel match di Pasquetta contro la Carrarese. Ceccaroni e Nicolau hanno avuto già tempo per allenarsi e trovare la migliore condizione. Torna a disposizione Segre, che ha scontato il turno di squalifica. Confermato il modulo 3-4-2-1, poi Ampalo, terminale offensivo. Il Catania si gioca il 5° posto nel match di domenica a Potenza. Toscano sembra orientato a confermare la difesa a 3. Marco Carli. Inglese contro Caturano sarà uno dei temi della partita di domenica fra Potenza e Catania. Il primo è appena rientrato e a Cava dei Tirreni ha giocato titolare. Il secondo è inciso e molto nella gara di andata. I tifosi del Catania, che a Potenza non ci saranno visto il divieto di vendita ai residenti nella provincia etnea per la contemporaneità della partita del Foggia, i cui tifosi sono rivali di quelli rossazzurri, a Picerno, i supporter etnei, si diceva, spereranno che vada in maniera completamente opposta, con un inglese magari protagonista per conquistare definitivamente il 5° posto, che apre scenari migliori in vista dei playoff. La settimana del Catania è cambiata con lo spostamento del match a domenica, pausa il mercoledì e poi allenamenti in serie giovedì, venerdì e la rifinitura di sabato. Gli ultimi giorni di lavoro rendono plausibile l'idea di un Catania che non cambi l'antico vestito. Difesa a 3 dunque, De Rose di tacco in mezzo, Quaini squalificato e poi 2 trequartisti con Inglese davanti. Torna fra i disponibili Guglielmotti. Ovviamente molto sarà deciso nella rifinitura, anche l'ipotesi di un utilizzo in contemporanea di 4 giocatori d'attacco, 2 esterni e 2 punte, ma l'impressione è che questa possa essere più un'alternativa. Sabato si avranno le indicazioni definitive, anche se non ci sarà conferenza stampa dell'allenatore in segno di lutto, visto che si sarebbe dovuta tenere nel giorno dei funerali del Papa. Domenica la partita sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti dalle 19, poi 4 ore live fino a sentire le impressioni dei protagonisti in campo e del tecnico del Catania. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.